Rieccoci qua. Allora, dobbiamo presentare ancora un presidente, Renzo Peverelli, presidente di Belluno. Appena mi danno segno della regia che c'è il collegamento lo presenteremo, però intanto per completare un po' il discorso che è molto importante, stavamo dicendo tipologie di credito al consumo, abbiamo anche la slide, credito non finalizzato, di che cosa si tratta? Allora, il credito non finalizzato sono, diciamo, le grandi spese che si fanno nella vita poche volte. Se io acquisto le case, acquisto l'automobile, acquisto beni, diciamo, di un certo valore, per cui non essendo essendo beni che poi dopo in genere si restituiscono a rate, perché uno se compra una casa non c'ha bisogno di andare al credito, se ha 200.000 euro in banca la paga tutta in un colpo. Risente anche del fatto che essendo chiaramente un credito che viene rateizzato, comporta anche, diciamo, sia le spese accessorie, l'assicurazione, cioè una banca quando ti fa un mutuo ti dà anche l'assicurazione, ti mette le spese di gestione, ti mette le spese di pratica, quindi il volume del tuo debito aumenta in maniera proporzionale al valore del bene che tu stai comprando. Per cui è un credito, si chiama non finalizzato perché non è come il credito finalizzato che sono i beni di consumo di ogni giorno, mi posso comprare la lavatrice, mi posso comprare il telefonino, eccetera. Quelli sono crediti finalizzati, è un bene, per cui questo sono dei beni, diciamo, che hanno un valore aggiunto, perché chiaramente hanno bisogno di essere valutati con attenzione. Cari amici telespettatori e consumatori, valutiamo sempre con attenzione le proposte che ci fanno, possa essere la banca, la finanziaria, eccetera, perché molte volte si delega, non in amicizia, come dire, si dà la fiducia al direttore della banca. Per carità, io capisco tutto, però quando vi sentite presi dall'angoscia di leggere le famose 27 pagine, aria all'8,5, che nessuno riuscirebbe mai a leggere, estrema ratio andrete da Peverelli o verrete da me o da Sperani e vi dirà, guardando, scorrendo, diciamo, tutte le varie clausole e clausolette, anche quelle che non sono almeno in grassetto, perché almeno fossero in grassetto qualcuna la capiremmo, ti danno anche la dimensione e la possibilità di capire quanto veramente incide il costo sul servizio che ti viene offerto, quanto incidono i costi supplementari, quelli che io chiamo costi aggiuntivi, va? Chiaro, così la mettiamo là. Esatto, prestito personale, abbiamo anche qui una slide di supporto. Che cos'è il prestito, che differenza c'è? Questo non è finalizzato, quindi un prestito che viene dato a prescindere dall'utilizzo che ne voglio fare, giusto? Sì, perché io non ti chiedo cosa vuoi comprare con quei soldi là, cioè tu mi devi dire, non hai l'obbligo di dirmi cosa vuoi comprare, perché se io vado a comprare la lavatrice, il prestito è in base al fatto che c'è una lavatrice come oggetto diciamo quindi è finalizzato. Io ti sto chiedendo dei soldi perché mi compro la lavatrice, ma se ci sono dei prestiti personali su cui la banca o il finanziatore, eccetera, non chiede cosa ne vuoi fare, anche perché potrebbero essere di varia natura. Non voglio scendere nei particolari, ma se uno ha un debito verso terzi, cioè mi servono perché deve pagare un debito che magari di natura commerciale, di altra natura, eccetera, bisogna stare, cioè non viene richiesto, diciamo, ecco, lo scopo, il motivo precipuo per cui io chiedo a te 10.000 euro banca. Qual è la cautela da avere in questi casi qua? Nel prestito personale chiaramente aumenta, come dire, l'esigenza della banca di doversi tutelare, e quindi le condizioni in genere diventano un pochettino più onerose, ecco, tra virgolette onerose, perché chiaramente è un prestito alla cieca, cioè io non so cosa ne devo fare di quei soldi, per cui c'è molto più rischio come dire, da parte di chi presta, che poi non venga restituito, piuttosto che non il computer, che dove l'hai comprato, cosa hai fatto, eccetera, e che non ha chiaramente un valore esagerato, perché qua possiamo parlare di prestiti fino a 30.000 euro, prestiti personali, fino a 30,
poi dopo se c'è qualche finanziario o qualcuno che presta di più, io non mi risulta ancora, però sono prestiti, diciamo, ecco, personali ad persona, per cui la persona va là, spiega il suo problema, poi la finanziaria o la banca decide se magari uno è stato un buon correntista, la banca dice vabbè dai, te lo concedo perché... Quindi ci sono gli istituti per questi prestiti che possono essere per varie ragioni, di svariate ragioni. Comunque sempre grande attenzione quando si chiede un finanziamento, a prescindere questo finalizzato o non finalizzato, l'utilizzo delle carte di credito eccetera sul web, perché altrimenti ci possono incorrere in situazioni molto molto incresciose. Vediamo se c'è il collegamento con il Presidente, che chiedo della regia appena me lo riescono a dare, così riusciamo a fare. Io intanto vorrei dirti che parlavamo ancora l'altra volta. Un giorno ti vorrei portare il direttore di marketing territoriale dell'Università di Padova, questo è il mio sogno, che è un esperto in e-commerce e ti apre il mondo proprio sul mondo del comprare, dell'acquistare nel web, perché apre gli scenari di quelli che possono essere sia diciamo, la parte buona degli acquisti sul web, sia anche la parte, diciamo, meno buona, quella che può provocare truffe e quant'altro, ma ti fa vedere anche la parte buona degli acquisti sul web, quali sono le potenzialità del web, degli acquisti sul web. È chiaro, io sono, come mi autodefinisco da 15 anni, un novecentennial, per cui sono ancora affezionato al caso all'alimentari, ai negozi di vicinato. Vado ancora per comprare la mia brioche, vado ancora nel solito negozio dell'università di 30 anni fa, proprio quella pasticceria che è artigianale, che proprio è sempre piccolina, un buchetto vicino. Però lei stessa ha detto che ha fatto un acquisto ieri sera online. Oh, e questo mi taglia le gambe, perché chiaramente ho fatto un acquisto di un bene alimentare che faccio normalmente, di consumo, cioè comprare il caffè, lo compro sulla macchinetta e ho visto che è molto conveniente, non solo conveniente, ma sono efficienti, ti arriva dopo 2 giorni tranquillamente, appunto rivolgetevi agli intermediari di grande, non posso fare nomi e cognomi, ma intermediari di vendita e trasporto. Quindi appunto abbiamo già capito di chi si tratta, perché molta gente compra su questi grandi intermediari puntuali, precisi, te lo portano a casa, non ti devi neanche, tante volte sei ancora in casa con le ciabatte eccetera, ti arriva il pacco, e te lo porti in casa. Comunque certo, questo è perché sono specializzati nell'online prevalentemente. Allora noi mi sembra che non riusciamo ad avere il collegamento con Renzo Peverelli, Presidente di Belluno, e allora a lei deve fare la parte. Risponde. Pronto, prova. Pronto, prova. Qua. Eccolo qua, benissimo. Allora Presidente, ci sono. Ce l'abbiamo recuperato. Ci dica un attimo. È il Montanaro questo è il Montanaro, apposta non riusciamo a beccarlo perché sta a Tai di Cadore, l'uomo. Vabbè, com'è la situazione lì da lei? Di che cosa si occupa e qual è la vostra peculiarità? Certo, allora buongiorno a voi, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora il problema tecnico probabilmente era perché avevo ancora la parte telefonata accesa e quindi non mi permetteva di avere l'audio qui in diretta con voi. Allora, Ad-Hoc Belluno ha, diciamo, una sede e un recapito. La sede principale è in città Belluno, vicino alla stazione ferroviaria. Il recapito periferico è a Tai di Cadore, quindi segue la parte alta della provincia. Vediamo un po' di organizzarci per riuscire a coprire anche il Feltrino, quindi la parte bassa, che è comunque una zona importante. La tipologia di attività che io svolgo principalmente qual è? Allora, informativa nei confronti diciamo di tutti, tra virgolette, perché non è solo un'informativa legata ai nostri associati. Perché? Perché faccio anche una piccola trasmissione in una radio locale un paio di volte al mese, nel quale cerco di informare quello che state facendo anche voi, perché se la gente è informata è più difficile che commetta degli errori. Poi c'è stato un periodo particolare degli ho cercato di lavorare principalmente per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate. Ovviamente i grandi problemi che ci sono degli utenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono molteplici.
Diciamo che cercare di dare le risposte in quell'ambito è molto difficile perché ognuno è un caso a sé stante. L'unica cosa che però si può dire è: non fermatevi, venite da noi e vediamo insieme di collaborare, perché poi si instaurano dei rapporti diretti, diciamo dei corridoi preferenziali tra noi associazione e l'Agenzia delle Entrate dirette, che si può, diciamo, velocizzare queste cose. Uno dei grandi problemi che abbiamo visto però adesso in questo periodo, legato anche alla pandemia, è che stanno spostando un po' tutti i termini, nessuno riesce più a capire bene quant'è, diciamo, quanto tempo, qual è il tempo di prescrizione e quant'altro. Ecco, queste sono le cose più importanti e principali che noi adesso cerchiamo di rimanere aggiornati proprio per poter dare delle risposte. Presidente, lei è precisissimo, la ringraziamo molto. Due parole, Sergio Taurino, con il Presidente dell'ADOC di Belluno, o lo lasciamo? Allora, no, volevo solamente, io faccio ringraziamenti a tutti i miei che sono diversamente vecchi. Sono giovani, diversamente giovani, ma non vecchi. Io dico sempre che il più vecchio sono io, nel senso che loro hanno un entusiasmo come volontari che io sinceramente faccio fatica a trovare nei giovani, e noi, anche lui è un reclutatore, ma sono 3 anni che stiamo cercando dei giovani, ma anche nell'università, che facciano gli stagi con noi formativi, perché, come ha detto Emilio, quando vengono da me li tengo un giorno con me, capiscono l'anda e vanno via perché dicono: non mi paga. No, cioè, capisco tutto, ma allora io approfitto ancora di questi giovanotti, capito, che hanno cuore e entusiasmo, che si immaginano il Signore qua parte da Tai di Cadore a mattina presto per fare 90 km per andare a Belluno e tornare a Tai di Cadore il pomeriggio. Mi sembra anche questo un plauso a quella società di volontari, il settore dei volontari, che viene bistrattato regolarmente. Comunque, Renzo, speriamo che l'Agenzia delle Entrate cominci a diventare anche un po' più permeabile, perché lui e Coso e Emilio ci stiamo occupando dello SPID, quindi anziani, eccetera. Ne parleremo. Grazie, allora, Presidente Peverelli, grazie di essere stato qui con noi, buon lavoro, grazie molte. Noi siamo giunti al termine della trasmissione, per cui dobbiamo salutare anche Sergio Taurino, ci rivediamo naturalmente prestissimo per un'altra puntata. Ricordatevi, le puntate poi le potete rivedere nel nostro sito, sono andate comunque anche in diretta a Facebook, e poi le ritrovate naturalmente anche sul sito di ADOC Veneto. I numeri di telefono li trovate, li vedete, non temporeggiate, non aspettate, chiamate subito, recatevi presso le sedi competenti di ADOC. Grazie ancora, grazie Presidente, grazie a voi di averci seguito, ai Presidenti territoriali, a tutti i volontari che si dedicano con impegno e tenacia, anche una bellissima esperienza. A voi buon proseguimento, ci vediamo domani. Grazie Elena.